Intanto saluto, buongiorno, do il benvenuto presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo. E oggi ci troviamo qui appunto per fare una presentazione, una conferenza stampa che riguarda i dati del commercio estero dei territori appunto di Venezia Rovigo, ma siamo anche collegati perché facciamo parte della settimana del Made in Italy che è stata promossa appunto dal MIMIT, sul quale avrete chiaramente molte, diciamo, notizie. Abbiamo qui appunto, oltre al presidente della Camera di Commercio, i tecnici, Jacopo Faggin e Marzia Polles, che sono dell'ufficio statistica, e poi abbiamo la dottoressa Michelin di Venix Promex, la nostra società partecipata, che ci darà uno spaccato su quella che è l'attività di promozione della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e delle altre Camere di Commercio, perché appunto è una società nella quale è stato inserito tutto il programma promozionale delle Camere, appunto anche in collaborazione con convenzioni della Regione, e poi ne parleremo. Siccome siamo collegati a questa settimana appunto del Made in Italy, di cui appunto parlavo prima, e settimana che è stata promossa dal Ministero, dalla Assocamere Estero, dall'ICE, dagli istituti di cultura italiana all'estero, le Camere di Commercio e l'Union Camere Nazionale. Ieri c'è stato questo momento, diciamo, di particolare importanza, nel quale appunto presso Union Camere Nazionale era presente anche il Presidente della Repubblica. Quindi 5 minuti, vi mandiamo il video, così abbiamo anche diciamo, questo intervento del Presidente prima di iniziare. Grazie. L'Italia, come è stato notato, ha una storica vocazione alla universalità, con la sua capacità di legare insieme locale e globale. E questa ricetta trova espressione nell'attività straordinaria delle sue imprese, piccole, medie, grandi, capaci di entrare nei mercati internazionali, di investire in numerosi paesi esteri, di essere parte delle catene di fornitura esistenti a livello globale. La presenza della Repubblica è fatta di questo, della sua cultura e dello stile di vita dei suoi abitanti, apprezzato in tutto il mondo, del servizio e della testimonianza di pace, recata nei rapporti diplomatici, grazie alla scelta di operare per un assetto internazionale basato sul multilateralismo, delle relazioni economiche che i suoi imprenditori hanno saputo creare, dell'apporto intelligente dei suoi lavoratori impiegati all'estero. Il tema dell'incontro di oggi è Italia, un valore nel mondo. Vorrei aggiungere anche del mondo, della civiltà. Un valore sinonimo di qualità e che ha dato vita a una definizione di affezionati all'Italia, gli italici. La presenza italiana viene spesso definita come una presenza nutrita di saggio soft power, senza vocazione di dominazione o imposizione nei confronti di alcuno. Accanto ai grandi campioni dell'energia o del settore delle grandi opere, le esperienze italiane, dall'agricoltura al turismo, dall'industria al commercio, attirano l'attenzione. E per me è sempre motivo di grande incoraggiamento, come è avvenuto ancora una volta pochi giorni fa in Africa, raccogliere l'appello di governanti e di operatori locali affinché il sistema Italia, dalla formazione e dalla ricerca al tema dei trasporti, fino alla partecipazione e alla valorizzazione delle risorse locali, prenda parte alle iniziative di sviluppo che si intendono promuovere. Il modello delle piccole e medie imprese viene spesso invocato. Non è un caso che quasi la metà di esse sia impegnata nell'internazionalizzazione della nostra struttura produttiva, rappresentando un pilastro dei primati mondiali del Made in Italy. Mi capita sovente di ripetere che il volto dell'Italia all'estero, accanto alla rete diplomatica e degli altri servizi, è ogni giorno quello delle italiane e degli italiani che vi vivono e vi lavorano. Il contributo offerto alla nostra economia dall'attività internazionale delle imprese assomma, come è noto, a circa 1.000 miliardi di euro,
tra export e fatturato realizzato all'estero. L'Italia partecipa, ce lo ricorda l'ICE, con una quota rilevante, il 2,6% al complesso degli scambi a livello mondiale. Si coglie qui, in questo, sia l'interesse del nostro Paese a coltivare la libertà dei commerci contro anacronistiche restrizioni e protezionismi, sia il valore del mercato unico dell'Unione Europea. E si coglie altresì quanto la guerra e le tensioni internazionali siano di ostacolo alla crescita e allo sviluppo, oltre a essere fonte di distruzione e di morte. Le Camere di Commercio italiane all'estero sono insieme comunità e piattaforma del successo ottenuto dalle risorse italiane nel mondo. Per tutte queste ragioni sono molto lieto di rivolgervi il mio saluto e di esprimervi l'apprezzamento per quanto fate. Due parole del presidente Massimo Zanon. Intanto grazie per la vostra presenza e chiaramente chiamati in campo da quella che è la più alta nostra rappresentanza, che per tanti versi credo rappresenti il sentiment degli italiani, non solamente per chi fa l'impresa, ma anche proprio per sentirsi noi stessi un popolo che ha tradizioni, cultura e decisamente anche un modo di stare al mondo decisamente migliore di altri. Ma questa non è per noi una battaglia per mantenere le prerogative di successo, è una battaglia necessaria per le nuove generazioni che in qualche modo dobbiamo lasciare qualcosa di buono. Parlando quindi di commercio con l'estero, non possiamo non altrettanto stare attenti al commercio che noi facciamo all'interno dei nostri confini, che in realtà è quello che ci serve per far arrivare il denaro dall'estero. Quindi da una parte facciamo l'esportazione, dall'altra parte importiamo. Non importiamo merci in fine a se stesse, ma importiamo quelle risorse che servono poi a pagare le merci che a nostra volta importiamo per quanto riguarda un mercato globale che, pur ridimensionato e soprattutto rinegoziato anche da parte di certe facili scelte fatte negli anni del 2000 circa, ci riporterà ad essere competitivi sempre di più, se nel frattempo quelle che sono le variabili di grande fastidio o addirittura di grande impasse anche morale passano. Quindi oggi siamo con le guerre, quelli di grande fastidio erano legate alla pandemia. Le guerre comunque stanno condizionando ancora di più e forse il 2024 ne sentirà i benefici negativi più che non il 2023, e i numeri che oggi vi dobbiamo dare sono numeri che in qualche modo sono non di essere ottimisti, ma di essere consapevoli della nostra importanza rispetto sia al Veneto sia al mercato italiano. Noi come province di Venezia e Rovigo rappresentiamo oltre il 10% di quello che si produce nel Veneto e si esporta, e sappiamo benissimo che le nostre valenze non sono solo esclusivamente il fatto dei numeri, ma sono il fatto di alcune eccellenze che esportiamo e che ci fanno essere anche per il futuro partner affidabili e ricercati dai mercati fuori dai nostri confini. La battaglia che dobbiamo fare non è solo esclusivamente per mantenere questa nostra capacità di penetrazione, ma è di migliorarla. Ecco il Made in Italy. Made in Italy non visto come una bandiera da svettare da qualche parte per dire siamo i più bravi, ma invece per imparare a diventare bravi come altri, perché altri che pur non hanno le nostre eccellenze magari hanno quote di mercato superiori. La battaglia che noi non dobbiamo mai fare, ma questo non è per un fatto di essere presuntuosi, ma è proprio per la conformità geografica e per il modo da dove noi siamo abituati a crescere, è che non saremo mai capaci di fare numeri e volumi come nostra strategia vincente, ma solamente come capacità di produrre nicchie di mercato particolari, attenzione alle filiere, cosa che finora non sono sempre state così attente, per cercare di essere all'interno di una proposta mondiale
capaci di avere le eccellenze, che sono le eccellenze normalmente che l'Italia ha riconosciuto. E proprio ieri, oltre al presidente Mattarella, io ero a Roma su un'altra riunione dove si è iniziato a ragionare su quello che per noi forse spesse volte viene sottovalutato. Non c'è solo l'Italia che esporta, ma c'è anche un'Italia che invita a venire a trovarci e che è più legata non al discorso industriale fine a se stesso, ma è legata all'ambiente, è legata sicuramente alla cultura, è legata al sentiment di sentirsi vicino al nostro stile di vita, al nostro modo di fare, dove si va ad abbinare alla produzione agroalimentare, perché se uno sta qua qualche giorno deve anche in qualche modo trovare momenti di comfort a pranzo o a cena, e soprattutto in quello che è l'ospitalità. I nostri numeri del turismo sono importanti, ma non vogliamo che diventino i numeri di turismo solamente massificati in termini di dire ogni anno aumentiamo del 10%. Dobbiamo invece aumentare la consapevolezza di chi viene da noi, trova qualcosa di molto ed esclusivamente adatto ad essere trovato da noi e non in qualsiasi altra parte, e nello stesso tempo questo ci porti a dare maggiori servizi, maggiore attenzione, maggiore, tra virgolette, capacità di far stare bene il nostro ospite, che è quello che ci fa la pubblicità migliore e che ci rende il nostro paese, una volta visto, ancora la voglia, quando tornano a casa, di ritornarci. Quindi sono due i motivi su cui noi oggi dobbiamo lavorare come imprese. Uno è quello legato all'esport di nicchia, che deve diventare sistema in una filiera sempre più ricca, in modo che insieme le Camere di Commercio lavorano per dare la possibilità anche ai piccoli di esportare. Venice Promise è qua con noi perché è la nostra incaricata come Camere per far sì che all'estero ci possano andare anche i piccoli e anche i medio piccoli. Questo non significa che sia una cosa che esclude l'altra, assolutamente no. Si deve continuare a lavorare sul doppio binario, cercando di far trovare a un certo punto la stazione per tutti. Dall'altra parte c'è il bisogno che chi viene in Italia si senta meglio come momento di stile, come momento di senso, perché evidentemente se torna a casa felice abbiamo la migliore promozione possibile e abbiamo la certezza che questo prima o dopo ritorna. Non è una battaglia facile, ma è anche la battaglia proprio sulla fragilità del nostro paese. Non potremo mai più immaginare che diventeremo produttori di nessuna filiera industriale tipica, anche se il nostro manifatturiero è ancora fortemente il secondo in Europa, ma perché evidentemente abbiamo bisogno di proteggere anche l'ambiente. E allora il nostro discorso sui numeri che dobbiamo portarvi a voi oggi sono questi. Come è andato l'anno 2023? È andato bene secondo me, perché nella perdita del 5% rispetto al 2022, in realtà anche noi abbiamo esportato cose che avevamo esportato nel 2022, ma con l'inflazione che calava, con i costi che calavano, i prezzi in qualche modo anche dei nostri nell'esportazione sono calati. Per cui la tenuta c'è stata e continuiamo ad essere, se guardiamo un triennio, un periodo un po' più lungo, in forte ripresa su quello che dovrebbe essere per tutti il ritorno ai numeri del 2019. L'impresa comunque ha delle difficoltà per quanto riguarda la manodopera. Noi oggi abbiamo molte imprese che potrebbero produrre di più, non hanno la forza lavoro, e ne abbiamo altre che potrebbero essere in grado di crescere, quindi di mettersi su un mercato che ancora non possono affrontare, parliamo di quello estero, perché non hanno ancora messo in piedi un team sufficiente perché gli garantisca una produzione, una capacità di garantire per quei mercati una fornitura continua. Lo abbiamo altrettanto ancora in Italia, per cui qualsiasi sia il settore, dall'agricoltura all'impresa turistica piuttosto che al mondo dell'artigianato, voi sentite in ogni volta che parliamo di numeri di cosa ci mancano un sacco di professionalità, e dopo alla fine arriviamo sempre al problema delle nascite. Ma è anche assolutamente vero che non possiamo immaginare che con le nascite risolveremo il problema, perché gli anni sarebbero troppi. Si devono lavorare a step diversi su campi diversi. Da una parte bisogna mettere in condizioni l'italiano di non aver paura di mettere al mondo dei nuovi italiani,
e quindi aiutandolo nelle varie necessità che oggi sono maturate. Dall'altra parte dobbiamo mettere le imprese nelle condizioni di essere in grado di trovare quello che serve, compreso quella che è ormai per noi una situazione non più di muscoli o di strategie di prendere tempo, che è quella che una buona parte della manodopera deve essere importata. Deve essere importata con le regole italiane, ecco, questo deve essere chiaro. Quindi si viene in Italia per lavorare e per avere una buona retribuzione, rispettando le regole degli italiani. Le scorciatoie non possono essere da noi accettate e proposte, perché le scorciatoie, come mondo dell'impresa, non ne abbiamo neanche una. Ecco, il fatto di avere voi oggi, che vogliamo presentarvi nei nostri vari ruoli i nostri valori, non è per dire siamo una parte che vuole emergere, siamo una parte che insieme a tutti gli altri devono far sì che questo paese ritorni a trovare un po' di serenità, e insieme a noi anche gli altri mercati. Dottoressa, a lei. Grazie Presidente. Quindi ha già anticipato il Presidente i dati di export e di import in sostanza, e quindi tornando a bomba abbiamo visto appunto come il Presidente della Repubblica ha puntato diciamo il focus sul fatto che il mercato unico europeo debba essere appunto il primo mercato di riferimento, e la cosa appunto interessante che è stata anche presentata ieri appunto in questa settimana del Made in Italy è stata anche questa indagine che è stata promossa appunto dall'Ipsos per valutare quello che è il riconoscimento, il valore appunto del Made in Italy da parte degli altri operatori, facendo un'indagine di un campione che prendeva operatori diciamo professionali, opinion leader e imprese. E come diceva appunto il Presidente, abbiamo visto che l'Italia, il Made in Italy, è riconosciuto principalmente per tre aspetti fondamentali, che sono appunto la qualità dei prodotti del food, soprattutto dell'agroalimentare, del vino, la moda e la creatività. E nella creatività è inteso anche complessivamente quello che è lo stile di vita, come diceva appunto il Presidente, lo stile di vita italiano. Siamo in una posizione un pochettino più diciamo inferiore rispetto ai grandi paesi appunto per quanto riguarda l'innovazione e la tecnologia, però come appunto accennava il Presidente, le piccole e medie imprese e la vocazione soprattutto che hanno le imprese del Veneto, come ci spiegherà dopo appunto Silvia Michelin di Venix Promex, la vocazione nei confronti dell'estero è non soltanto per esportare i nostri prodotti, ma anche per utilizzare e approfittare delle innovazioni tecnologiche che sono preziosissime appunto per l'impresa del nostro tempo e per la connessione che chiaramente la digitalizzazione comporta. Quindi io lascerei la parola ai nostri esperti di statistica per dare appunto un focus un pochettino più di dettaglio rispetto a quanto abbiamo detto noi sui dati dell'import-export dell'anno 2023. Grazie. Marzia, inizi tu. Sì. Sì, si sente meglio così? Sì, vai. Pensiamo, se vai avanti tu meglio va. Sì, adesso esporremo un po' i dati relativi al commercio con l'estero delle province di Venezia e Rovigo. Prima di approfondire i dati specifici che già introduceva il Presidente, diamo un po' uno sguardo a livello internazionale. Proprio 2 giorni fa il Fondo Monetario Internazionale ha presentato i dati, certo ha presentato anche le previsioni per i prossimi anni che però sono molto
dipenderanno moltissimo dall'evoluzione delle questioni geopolitiche internazionali, però in questa occasione ha certificato l'andamento per il 2023 del prodotto internazionale. A livello mondiale c'è stata una crescita dell'economia del 3,2%. Che rispetto alle previsioni iniziali è stata comunque una buona crescita, molto differenziata comunque fra l'andamento nei paesi, nelle economie avanzate e le economie emergenti. In particolare abbiamo visto come la Cina ha avuto comunque una crescita del 5,2%, l'India del 7,8%, la Russia del 3,6%. A livello delle economie avanzate, gli Stati Uniti hanno avuto degli andamenti migliori del previsto, mentre l'area euro è rimasta stagnante, hanno un 0,4%, ma anche all'interno della nostra area euro ci sono stati degli andamenti molto differenziati. Per esempio la Spagna ha avuto una buona crescita, l'Italia e la Francia hanno avuto una crescita dello 0,9%, mentre un mercato che tradizionalmente è il nostro principale partner commerciale, la Germania, ha avuto una contrazione dello 0,3%. Gli andamenti del 2023 sono stati molto differenziati nel tempo, sono stati segnati da grandi cambiamenti progressivi durante l'anno, tensioni inizialmente, grandi preoccupazioni inizialmente collegate all'inflazione, alla forte inflazione, che a fine anno invece si è ridotta di molto, soprattutto collegata ai beni energetici, come vedremo hanno avuto molto effetto sulle nostre importazioni più che altro, e poi instabilità politiche collegate prima all'area, al conflitto russo-ucraino, infine danno a tutto quello che è l'area medio orientale, e in particolare faremo quindi un approfondimento riguardo le importazioni e le esportazioni che potrebbero essere condizionate dalla crisi della cosiddetta crisi del Mar Rosso. Andare avanti. In questo contesto, le province di Venezia e Rovigo, andiamo a fare una carrellata dei principali indicatori che hanno caratterizzato il 2023. Allora, come diceva il Presidente, la popolazione è in costante e lenta diminuzione e contrazione, e quello che sta caratterizzando un po' tutta l'Europa è l'aumento ovviamente della popolazione anziana rispetto alla popolazione giovane. In questo contesto le imprese invece per i nostri due territori sono leggermente aumentate, le localizzazioni attive a Venezia e Rovigo sono aumentate allo 0,1% sull'anno precedente, però con delle differenze anche all'interno dei nostri territori fra Venezia e Rovigo. Venezia con un aumento più forte e Rovigo invece con una contrazione. Un'altra nota all'interno delle imprese è che sono in diminuzione le sedi di impresa e sono in aumento invece le unità locali, e questo è un po' un possibile segnale di irrobustimento delle imprese, in quanto appunto vengono aperte unità locali dipendenti da imprese più grandi. Questo è un trend che sta proseguendo da vari anni. I settori all'interno delle imprese che stanno andando bene sono quelli collegati alle costruzioni, continuano a crescere i settori collegati ai servizi,
e per il 2023 sono cresciuti anche tutti quei le imprese collegate all'alloggio e alla ristorazione, sia in particolare nella provincia di Venezia. Provincia di Venezia, proprio alloggio e ristorazione collegati al turismo, all'andamento del turismo, che nel 2023 hanno raggiunto quasi 40 milioni di presenze, con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente, e è stato raggiunto, superato nuovamente il livello del 2019, che era già un anno boom per il turismo nelle nostre province. E per contro, come dicevo, i settori invece industriali, a parte le costruzioni, hanno avuto una riduzione delle imprese, ma anche una riduzione nella produzione industriale. Dopo il recupero del 2022 c'è stato, in base all'indagine congiunturale di Veneto Congiuntura, c'è stata una riduzione in media annua. Sul mercato del lavoro si è avuto un effetto positivo collegato ai servizi, in particolare ai servizi del turismo, tanto che sono aumentate le assunzioni, il saldo fra assunzioni e cessazioni è positivo, e però all'interno nonostante la crescita della domanda del lavoro, c'è una maggiore difficoltà per le imprese a reperire i profili desiderati, tanto che per Venezia il 47% delle entrate e per Rovigo il 50% sono di difficile reperimento. I prezzi sono anche nelle nostre province stanno diminuendo, sta diminuendo l'inflazione, quindi dall'inflazione attorno all'8% del 2022 si è abbassati a quella attorno al 5% nel 2023. Con riferimento all'import, allora a livello generico, come l'import delle province di Venezia e Rovigo ammonta a più di 12 miliardi di euro e costituisce quest'anno il 19% dell'import regionale. L'anno scorso, a causa appunto del forte incremento dei prezzi dei beni energetici, era arrivato al 24% dell'import regionale. È in forte diminuzione quest'anno del 31,1% rispetto al 2022, ma è comunque su livelli superiori rispetto al 2021. Questo perché c'è stato appunto un forte condizionamento per il gas naturale importato soprattutto a Rovigo, e anche per Venezia per i prodotti petroliferi raffinati, che hanno avuto appunto un decremento più forte del valore, perché questo è ovviamente quello che misuriamo, è il valore, mentre nelle quantità non riusciamo a dare il dato specifico provinciale, ma quello regionale, le quantità sono comunque in aumento, ecco. Il principale bacino di importazione è l'Unione Europea, con il 47,5%, e segue l'Asia con il 36,7%, su cui poi faremo uno specifico approfondimento appunto. Per quanto riguarda l'export, invece ammonta a più di 8 miliardi di euro e costituisce il 10% dell'export regionale. Decresce del 5%, 5,1%, ma comunque è a livelli superiori rispetto al 2021. Porta quindi il saldo fra import e export ad un saldo comunque negativo, ma meno negativo del 3,5 miliardi, ma comunque migliore rispetto a quello del 2022, che era a 8,5 miliardi. Il principale partner commerciale dell'area di Venezia e Rovigo è l'Unione Europea, che assorbe il 63,7%
delle esportazioni, per cui il mercato unico europeo, come diceva il Presidente della Repubblica, è sicuramente molto importante per la nostra economia, e anche gli altri paesi europei, di cui alcuni sono in lista per entrare nell'Unione Europea, assorbono un altro 10%. E Unioncamere, attraverso il Centro Sud Italia Carne, ha fatto poi uno studio rispetto alla propensione alle esportazioni delle varie province italiane. Come possiamo vedere, le nostre province, e anche come si vedeva dai grafici precedenti, le province di Venezia e Rovigo rispetto alla media veneta hanno una quota di esportazioni più bassa rispetto a Treviso e a Vicenza e Verona, ma anche rispetto a questa proporzione, oltre che nei valori assoluti, è diversificata anche rispetto al valore aggiunto generale. Infatti, come dicevamo, la nostra provincia in particolare è collegata moltissimo al turismo, per cui la propensione alle esportazioni per la provincia di Venezia e di Rovigo è più bassa che la media regionale. Se andiamo avanti sull'interscambio commerciale, quindi la distinzione fra l'export di Venezia e Rovigo e l'import di Venezia e Rovigo, vediamo che in valori assoluti l'export per Venezia vale 6,7 miliardi ed è in diminuzione del 5,2%, in linea con il dato che davo prima, mentre l'export rodigino è 1,81 miliardi. Mentre i livelli di import di Venezia e Rovigo sono più in linea, in quanto appunto Rovigo ha un livello di import molto alto collegato all'importazione di gas naturale. E c'è stata una notevole diminuzione del 44,8% dell'import rodigino collegato appunto alla riduzione dei prezzi. Passo ora la parola a Jacopo Faggin, che fa un po' un'analisi proprio mercato per mercato e merce per merce. Allora, buongiorno a tutti. Andiamo ad analizzare come prima cosa i settori che sono stati maggiormente performanti per quanto riguarda le esportazioni del territorio veneziano. Come anticipato prima dal Presidente Zanon, vediamo che i prodotti tradizionali anche per il Made in Italy hanno delle performance che sono positive. Il settore agricolo ha un surplus di 8 milioni di euro rispetto ai valori del 2022. I prodotti alimentari un più 39 milioni e il comparto del tessile, che come vedremo a breve trainato dal comparto calzaturiero, ha un disavanzo positivo di 95 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Buone performance anche da parte della produzione di metalmeccanica. Vediamo che macchinari e apparecchi elettrici aumentano di 38 milioni, i macchinari di 52. Quindi tutto sommato delle performance positive da parte di settori che sono sempre stati trainanti e fondamentali per l'economia locale. Vediamo che dei segni negativi evidentemente e anche in maniera molto, molto decisa. Sono diminuite di 142 milioni di euro le esportazioni di prodotti petroliferi e raffinati, ma anche queste sono condizionate dall'andamento delle quotazioni a livello internazionale. Continuano i valori negativi purtroppo per il comparto della chimica, che sta subendo un trend negativo abbastanza duraturo nel tempo, e dei metalli di base, di prodotti in metallo, ma anche qui stiamo sempre parlando di quotazioni di materie prime.
I mezzi di trasporto hanno una diminuzione di 259 milioni di euro, ma qui bisogna ricordare che sono beni ad alto valore suscettibili di oscillazioni in positivo e in negativo molto molto forti. Si parla del comparto delle navi, quindi di Finmeccanica, e del comparto degli aeromobili e dei veicoli spaziali, quindi Leonardo e le officine aeronavali di Tessera, che quest'anno hanno registrato delle performance negative. Diciamo che si sta esaurendo, per quanto riguarda le officine aeronavali, si stanno esaurendo le commesse effettuate dal Qatar per quanto riguarda quella categoria merceologica, e anche in conseguenza delle sanzioni internazionali si sono azzerate di fatto tutte le commesse conseguenti a una joint venture che è cessata con la Russia, nello specifico con la Sukhoi. Andiamo adesso più nel dettaglio per quanto riguarda i prodotti. Come anticipato, le calzature sono il prodotto trainante dell'export veneziano e vanno a costituire il 12% di fatto del valore complessivo delle esportazioni registrate nel 2023, con una variazione molto molto forte, 13,5% rispetto al 2022, che si traduce con un guadagno rispetto all'anno precedente di oltre 95 milioni di euro. La seconda voce dell'export provinciale è costituita da prodotti petroliferi e raffinati, che, come anticipato, sono in calo del 22,5%, fondamentalmente per il calo degli acquisti da parte dei Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno importato molto meno prodotti petroliferi nella nostra provincia, per un ammontare, sono diminuiti di 142 milioni di euro le commesse olandesi, no, i Paesi Bassi sono gli unici che hanno tenuto. C'è stato un calo generalizzato delle commesse, l'unico paese che ha tenuto sono stati i Paesi Bassi, con le commesse in aumento del 157,2%. Per quanto riguarda le bevande, terza voce dell'import provinciale, si assiste a un lieve calo del 2,3%, che va a interrompere un trend positivo registrato nelle precedenti annualità. Valori sono in diminuzione in mercati tradizionali per le bevande, quali Stati Uniti e Germania, e nonostante la Brexit registrano invece buone performance verso il Regno Unito, paese verso il quale i flussi sono aumentati del 28%. E dopo un accenno alle macchine per impieghi speciali, che hanno un avanzo di 18,2 milioni rispetto all'anno precedente, a fronte di un valore assoluto di 92 milioni, quindi un'ottima performance. Infatti sono in aumento di oltre il 20% rispetto al 2022, con un boom di commesse da parte della Germania, che i valori di questa voce merceologica sono in aumento del 75%. Un accenno ai macchinari, generatori e trasformatori elettrici, che sono al di fuori dei primi 5 prodotti, che però realizzano un surplus commerciale di oltre 48 milioni di euro, con aumenti prossimi al 90% nei flussi verso l'Austria e superiori al 35% nei flussi verso la Germania. La Germania costituisce... No, aspetta, è andato indietro. Appunto.
E i motori trasformatori elettrici, come detto, realizzano delle ottime performance verso Austria e Germania. Primo mercato di sbocco dei prodotti provinciali è costituito dalla Francia, che va ad assorbire il 18% delle esportazioni provinciali, in lieve aumento dell'1,4% rispetto al 2022, con le flussi di calzature che aumentano di oltre il 22%. La Germania è in calo, come avevamo anticipato, con appunto il calo registrato dalla voce bevande, così come gli Stati Uniti, che anche questo in calo dell'11% con una diminuzione delle bevande. L'Austria subisce un calo molto molto forte, 34,1%, ma condizionato esclusivamente dalla diminuzione degli acquisti austriaci di prodotti petroliferi raffinati. Quindi anche questo qui influenzato comunque dall'andamento delle quotazioni a livello internazionale. Stesso discorso per quanto riguarda l'aumento del 54% dei flussi verso i Paesi Bassi per l'aumento citato in precedenza degli acquisti olandesi di prodotti petroliferi raffinati. Andando adesso ad analizzare i comparti dell'area polisana, quindi di Rovigo, anche qui si conferma, per stesso discorso per Venezia, una buona performance del comparto dell'agricoltura, con un aumento di 9 milioni di euro rispetto ai flussi registrati nel corso dell'annualità precedente, e idem per i prodotti alimentari, che aumentano di 23 milioni di euro. Performance degna di nota assolutamente nei valori è quella dei macchinari ed apparecchi non classificati altrimenti, comparto che ha un surplus di 65 milioni, comparto all'interno del quale vengono ricompresi le giostre, quindi i prodotti di un distretto che va a costituire una delle eccellenze e un'unicità nel panorama internazionale nella produzione di macchine da trazioni per parchi di divertimenti del distretto. Comunque la collega Michelin di Venix Promex avrà modo di parlarci successivamente anche a riguardo alle iniziative promozionali che Venix Promex ha posto in essere, dedicate specificatamente al comparto della giostra. Valori negativi andiamo a vedere per i metalli di base dei prodotti metallo, ma questo è lo stesso discorso di Venezia, è una cosa abbastanza fisiologica, visto l'andamento delle quotazioni delle materie prime e dei mezzi di trasporto, che si può fare lo stesso discorso relativamente alle navi imbarcazioni per quanto riguarda Venezia, un prodotto ad alto valore anche per la provincia di Rovigo, che ricordiamo negli ultimi anni ha avuto produzioni e commesse per quanto riguarda motovedette che sono state vendute e alla Libia e alla Grecia. Quindi sono, come detto in precedenza, tipologie di prodotto che sono soggette a delle oscillazioni molto molto forti in un senso e nell'altro. Andando nello specifico dei prodotti, il comparto della plastica, che è molto molto importante per l'economia polesana, costituisce la prima voce dell'export provinciale e purtroppo registra un calo del 19,2% rispetto all'anno precedente, che si traduce in una perdita per il settore di quasi 38 milioni di euro. Ottima l'andamento e i numeri per quanto riguarda le macchine per agricoltura e silvicoltura, che questo è un prodotto tipico del territorio rodicino, che esportano per un ammontare di quasi 139 milioni di euro, in un aumento fortissimo rispetto al 2022, siamo oltre il 40%,
con mercati di sbocco molto vicini, quali Francia e Germania, che hanno registrato degli aumenti molto molto forti, rispettivamente 80,4% per la Francia e oltre il 65% per quanto riguarda la Germania. E i prodotti chimici di base scontano un momento di crisi del comparto della chimica, sono in diminuzione di oltre il 13%, ma nonostante la performance negativa sono in aumento i flussi verso un mercato di sbocco molto importante, quale quello francese, che registra un aumento del 21,4%. E le altre macchine per impieghi speciali, all'interno delle quali risultano i macchinari destinati ai parchi di divertimento, quindi prodotti nell'ambito del distretto della giostra, registrano un aumento del 20%, che si traduce in un guadagno di 15 milioni e mezzo, con aumenti molto forti verso gli Stati Uniti, oltre il 72%, verso la Francia, siamo prossimi al segno positivo del 90%, e alla Germania un più 48,2%. Da quanto detto si può dedurre appunto che il principale mercato di sbocco sia quello tedesco per i prodotti della provincia di Rovigo, che va a costituire il 18,2% del valore complessivo dell'export provinciale, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Questo si traduce in valori assoluti in un aumento dei flussi commerciali verso la Germania di circa 9 milioni e 600 mila euro. E forte l'aumento verso la Francia del 16,1%, in valori assoluti c'è un aumento di 41 milioni e 3, dato fondamentalmente dall'aumento citato in precedenza dei prodotti chimici di base, delle macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, e l'aumento del 6,5% dalla Spagna, con ottime performance da parte anche qui dei macchinari per l'agricoltura e dei prodotti amidacei e delle granaglie. E per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, si assiste ad un calo degli acquisti statunitensi del 12,4%, ma la produzione locale di gioielleria e bigiotteria registra un forte aumento degli acquisti da parte degli Stati Uniti d'America. L'Austria è in aumento di quasi il 10%, grazie anche qui alle vendite di macchinari per l'agricoltura, che addirittura aumentano del 222% nei confronti dell'Austria, e dei parti e accessori per autoveicoli, che aumentano poco più del 14%. Stiamo parlando comunque di produzioni metalmeccaniche caratterizzanti e molto importanti e tipiche dell'area polesana. Per quanto riguarda un rapido sguardo all'export verso i paesi coinvolti dal conflitto, la Russia registra una diminuzione dei flussi polesani in uscita del 32,4% e va a costituire attualmente solo lo 0,9% delle esportazioni locali, con i prodotti chimici in calo del 19,5%, e i tubi e profilati cavi, che sono anche quella una produzione di nicchia importante dell'area di origine, che sono totalmente azzerati a fronte di commesse di oltre 25 milioni di euro nell'anno precedente. L'Ucraina registra un aumento invece delle esportazioni rodigine del 41%, ma va a costituire solo lo 0,1% dell'export locale, e anche qui altre macchine per impieghi speciali registrano un aumento di oltre il 321%, ma partiamo comunque da dati numerici molto molto bassi.
l'import non ci L'importo puoi passare, fai solo un accenno alle parti. Per quanto riguarda l'import, solo un accenno che appunto è condizionato fortemente dalle quotazioni internazionali di prodotti energetici, per cui la provincia di Venezia ha importato prodotti petroliferi raffinati per oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, che sono in calo del 3,2% rispetto all'anno precedente, e il principale mercato di approvvigionamento è costituito dall'Arabia Saudita, che infatti registra un aumento del 15,8%. Da segnalare, degno di nota, è sicuramente la forte riduzione delle importazioni di articoli di abbigliamento, che sono in calo del 36,6%, con cali veramente esponenziali per quanto riguarda le importazioni dal Bangladesh, che sono crollate di quasi il 97%, e dalla Cina, che è diminuita di oltre il 55%. Quindi qui potete vedere che i principali mercati di approvvigionamento, nonostante il calo, costituito dalla Germania, seguito dalla Francia, dall'Arabia Saudita per i prodotti petroliferi raffinati, dall'India anche qui per i prodotti petroliferi raffinati e per i prodotti siderurgici. Quindi si sta assistendo a una differenziazione nei mercati di approvvigionamento rispetto al passato, con le difficoltà che si incontrano per importare prodotti siderurgici, ad esempio dall'area russa. E la Cina fortemente in calo, con una forte diminuzione dei prodotti chimici, come detto in precedenza, degli articoli di abbigliamento. Per quanto riguarda Rovigo, il prodotto principalmente esportato è il gas naturale, praticamente quasi totalmente dal Qatar, che però appunto per l'oscillazione delle quotazioni, per la diminuzione delle quotazioni internazionali, risulta in calo del 52,8%, questo per la nota presenza del rigassificatore di Porto Tolle, che però ha recentemente cambiato proprietà. Prima era in mano di fatto a una joint venture a maggioranza qatarina, che ha ceduto le proprie quote a una compagine olandese e partecipata anche dai tedeschi. Stesso discorso di diminuzione negli Stati Uniti è collegato alla diminuzione delle commesse di gas naturale. Un velocissimo accenno ai flussi verso un'area interessata da una delle crisi internazionali attualmente in atto, cioè la cosiddetta crisi del Mar Rosso. Quindi lo stretto di Bab el-Mandeb, che divide praticamente il Mar Rosso dal Golfo di Aden, interessato dagli attacchi alle navi mercantili effettuati dalle milizie yemenite Houthi, che sono armate e collegate all'Iran, che a seguito dell'invasione di Gaza da parte delle truppe, dell'occupazione di Gaza da parte delle truppe israeliane, di fatto stanno cercando di bloccare il traffico mercantile nel Mar Rosso. I primi attacchi verso le navi mercantili sono stati effettuati il 9 dicembre del 2023. Quindi diciamo che è ancora presto per vedere quali saranno gli effetti sull'andamento dell'interscambio commerciale delle nostre aree. Certo che bisogna ricordare che quell'area va a interessare il 12% del commercio mondiale, il 30% del traffico di container e il 40% dell'import-export italiano. Quindi sicuramente un acuirsi della crisi comporterà delle conseguenze negative, non solo per quanto riguarda l'esportazione dei nostri prodotti verso tutta l'area della penisola arabica e l'area
dell'Asia orientale, andando a ricomprendere i mercati fondamentali, quale quello indiano e quale quello cinese, ma anche nelle catene di fornitura di materie prime e di prodotti energetici necessari alle nostre aziende per poter produrre. Anche perché a seguito di una crisi, nel momento in cui venisse interrotta quella rotta, aumenterebbero i costi di nolo, i costi di assicurazione marittima, e la rotta per il Capo di Buona Speranza comporterebbe un aumento di oltre 6.000 chilometri. Quindi in termini di rinegoziazione dei costi di trasporto, in termini di impossibilità del just in time e di aumento dei costi e dei tempi di approccio a dei mercati e di rifornimento da parte delle nostre filiere industriali. Direi che abbiamo finito. Grazie. Ringrazio Jacopo e la Marzia perché questa rilevazione, diciamo, puntuale dei dati statistici e quindi dell'andamento soprattutto dell'import-export è fondamentale per stabilire quali sono le strategie che noi Camere di Commercio, insieme appunto anche alla Regione, facciamo proprio per individuare quello che è il supporto e lo sviluppo alle imprese che facciamo appunto attraverso la nostra società Venix Promes. Quindi passo la parola a Silvia Michelin di Venix Promes che vi darà 2 dettagli sull'attività. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, come anticipato, io sono Silvia di Venix Promex e siamo l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, e quindi in quanto tale ci occupiamo di sostenere le piccole e medie imprese venete in quello che è il loro processo di internazionalizzazione, con l'obiettivo di favorire il loro presentarsi nel mercato internazionale come una sintesi dell'eccellenza territoriale veneta e del Made in Italy che viene prodotto appunto da queste piccole e medie imprese venete. Sarò brevissima nel dire come si concretizza questa nostra missione, questo nostro impegno. Si concretizza in primis con lo sviluppo di progetti regionali che permettono alle piccole e medie imprese di fare cosa? Di partecipare con noi a fiere all'estero, di partecipare a fiere internazionali in Italia, di prendere parte a delle agende di incontri B2B che organizziamo tramite la selezione di controparti estere, grazie anche all'appoggio con le Camere di Commercio italiane all'estero, e di prendere parte a missioni imprenditoriali e istituzionali all'estero e di prendere parte ad eventi di promozione territoriale. Ci occupiamo anche di support service, quindi offrendo alle PMI un primo orientamento e un'assistenza legata a tutto quello che riguarda l'internazionalizzazione, quindi le problematiche e le difficoltà che si incontrano come PMI quando ci si approccia con il mondo del mercato estero. Promuoviamo la digitalizzazione nel processo di internazionalizzazione, sviluppiamo progetti di promozione territoriale e lavoriamo in forte partnership con il settore turistico. Per quanto riguarda la strategia d'entrata invece nel mercato estero, brevissimamente offriamo dei webinar gratuiti alle imprese tramite il formato Inside, quindi ciascuna puntata, diciamo, si focalizza su uno specifico mercato e su uno specifico paese con l'appoggio di professionisti che vivono e operano lì. Siamo segreteria permanente della sezione italiana del Comitato Cuba Italia, quindi sosteniamo le PMI interessate a questo mercato, e abbiamo varie partnership con l'ILA, che è l'istituzione, è l'organizzazione internazionale italo-latinoamericana. Offriamo poi un servizio di training experience, quindi un calendario annuale di incontri specifici sul tema dell'internazionalizzazione, con la possibilità di personalizzarlo poi su misura in base alle esigenze dell'azienda. Passando al tema che è rilevante per l'incontro di oggi, quindi quello del Made in Italy, che in Veneto dal 2014 si struttura nel sistema dei distretti industriali, penso sia opportuno rubare un termine utilizzato dal Presidente Mattarella nel suo discorso introduttivo, che è quello dell'universalità. Quindi da questa panoramica dei 15 distretti veneti possiamo vedere come le categorie merceologiche siano molto diversificate e offrano, quindi esportino un pacchetto di Made in Italy all'estero estremamente completo.
Se passiamo invece ad uno sguardo della disposizione geografica, vediamo come l'universalità si può intendere anche in questo senso, quindi non solo un'offerta universale dal punto di vista di categorie merceologiche, ma anche di distribuzione a livello geografico nel Veneto, quindi va a toccare tutte le province. Ma cosa si intende per distretto industriale? Che cos'è un distretto industriale? Il distretto industriale è un sistema produttivo locale che va ad inserirsi in un contesto geografico specifico e che rispetta quali caratteristiche. Vediamo qui l'alta specializzazione produttiva, il fatto che il risultato sia un prodotto altamente riconoscibile nel mondo come Made in Italy, che costituisca un sistema rilevante per l'export internazionale, quindi che va ad incidere pesantemente nei dati che sono stati illustrati prima dai tecnici del settore statistico, e che le imprese che fanno parte di questo distretto industriale possano essere nominate a pieno titolo come imprese leader di filiera. Passando a un focus sui distretti industriali che sono rilevanti per le province di Venezia e Rovigo, vediamo che il primo dei distretti industriali delle province di Venezia e Rovigo sono appunto il distretto ittico, che conta al suo interno 2.862 imprese con un fatturato annuo di 800 milioni. Prima si parlava di filiera e questo distretto è forse uno degli esempi migliori del termine di filiera, perché parte dalla pesca all'allevamento e arriva alla trasformazione del prodotto finito, quindi parte veramente dall'origine del prodotto per arrivare all'offerta finale. Il secondo distretto dei 4 rilevante per le province in esame è il distretto della Giostra, di cui abbiamo già parlato in termini di numeri. Comprende al suo interno 100 imprese ed è specializzato nella costruzione di attrazioni per parchi di divertimento fissi e mobili, ma anche nella fornitura di componenti, servizi e beni complementari, quindi non solamente la struttura di per sé intesa. La struttura della calzatura, che abbiamo visto avere una particolare incidenza ed essere particolarmente interessante per il Veneto in termini di numeri, conta 500 imprese e produce all'anno 20 milioni di paia di scarpe. La cosa interessante da sottolineare per quanto riguarda questo distretto industriale è il fatto che sia una produzione estremamente specializzata. Stiamo parlando di produzione di calzatura da donna di lusso, quindi non sono grandi numeri raggiunti, diciamo, buttando dentro varie categorie merceologiche. È estremamente specializzato e nonostante ciò raggiunge dei numeri estremamente notevoli. Passando ora al distretto del vetro artistico di Murano e del vetro veneziano, vediamo che il distretto conta 172 imprese con 150 milioni di fatturato nel 2020 e non include solamente la produzione del vetro artistico, ma anche la produzione di vetro piano e vetro per l'edilizia ed affini. Quindi in questo caso l'offerta è completa dal punto di vista della produzione. Come sono stati sostenuti questi progetti, questi distretti nel concreto negli anni con i progetti che abbiamo messo in atto? Prendendo in esame il distretto della Giostra, vediamo che si è scelto di adottare il format dell'organizzazione di un incoming di buyer esteri. Quindi si è cominciato nel 2022 con l'organizzazione di un incoming di 8 buyer da vari paesi, vediamo qui Austria, Danimarca, Spagna, Germania, Francia e via dicendo, che sono stati poi messi in contatto tramite visite tecniche con 15 imprese. Nel 2023 si è riproposto lo stesso format, ma con un aumento dei numeri, quindi le imprese coinvolte del distretto sono state 20 e non più 15 e i buyer dall'estero sono stati 10 e non più 8. L'ipotesi progettuale per il 2024 è quella di continuare con l'incoming di buyer esteri, quindi portare in Veneto compratori esteri interessati alle aziende venete e farli incontrare appunto con realtà di eccellenza del Veneto che possano rispondere alla domanda che arriva dall'estero. Passando al distretto della calzatura, invece, il progetto si è evoluto negli anni. Abbiamo cominciato nel 2022 con la sola presenza con uno stand istituzionale alla Fiera MICAM, quindi la fiera di Milano dedicata al settore della calzatura. La presenza dello stand istituzionale era volta a dare valore all'eccellenza del distretto, quindi grazie anche alla partnership con il Politecnico Calzaturiero.
e dare una funzione di informazione, informativa e di servizio per gli espositori veneti presenti in fiera, ma anche per tutti i visitatori. Nel 2023 si è mantenuta questo format di presenza in fiera MICAM, essendo una fiera particolarmente rilevante per il settore, ma si è scelto di sviluppare ulteriormente il progetto puntando su il fatto che stiamo parlando, appunto, come dicevamo prima, di un settore specializzato nella calzatura da donna di lusso, quindi un settore prettamente molto legato al mondo fashion. Quindi si è scelto di organizzare un incoming, in questo caso non di buyer ma di influencer dall'estero, in 2 date che andavano ad allinearsi con le 2 edizioni annuali della fiera MICAM. Quindi sono stati invitati, abbiamo accolto 12 operatori nella prima data e 4 operatori esteri nella seconda, provenienti da Germania, Belgio, Kazakistan e Giappone, e hanno avuto l'opportunità di fare delle visite tecniche in azienda. Quindi questi influencer sono stati ospitati da aziende venete, che quindi hanno avuto visibilità nel loro mercato di riferimento grazie ai contenuti multimediali che sono stati realizzati da questi professionisti, che hanno un seguito nel loro settore particolarmente rilevante, ma anche hanno avuto la possibilità di visitare delle realtà di eccellenza del nostro territorio, come il Politecnico Calzaturiero, il Museo della Calzatura e via dicendo. Il progetto per il 2024 è quello anche in questo caso di riproporre sia la presenza in fiera MICAM che l'incoming di fashion influencer dal mondo, con l'obiettivo di diversificare i paesi di provenienza di questi influencer, di modo tale da mettere in comunicazione le realtà venete con sempre più nuove possibilità provenienti da diversi mercati. Passando ora e chiudendo con i progetti del distretto del vetro artistico di Murano e del vetro del veneziano, vediamo che dal 2022 abbiamo scelto di sostenere questo distretto partecipando attivamente alla The Venice Glass Week, che si tiene ogni anno, una mostra di carattere internazionale dedicata a questo prodotto, e partecipando attivamente alla promozione e all'organizzazione dell'esposizione all'interno della Venice Glass Week, Venice Hub Under 35, quindi un'esposizione che va a dare voce e dare spazio agli artisti giovani, agli artisti under 35, agli artisti emergenti. Dal 2022 al 2023 si è continuata questa attività, si è cercato di implementarla e di migliorare l'attività di promozione dell'attività, e l'obiettivo è quello di riproporla nel 2024, appunto per dare importanza, dare supporto a questa produzione di eccellenza del territorio del veneziano, che non è solo commerciale ma in questo caso anche artistica. Io concludo lasciandovi la slide finale con i nostri riferimenti nel caso in cui ci fossero delle domande o delle richieste, ma volevo chiudere definitivamente mostrandovi, se siamo d'accordo, un video che è stato realizzato nell'occasione dell'apertura a Dubai della Veneto Business Unit, che vuole un po' raccontare quella che è la produzione di tutti e 15 i distretti industriali del Veneto, facendo un po' vedere attraverso la metafora della famiglia, diciamo, come tutto quello che viene trovato in una casa all'interno della quotidianità, insomma, del nucleo familiare, è di fatto prodotto di eccellenza veneta. Un secondo solo che recupero il video e ci siamo. Eccolo qui.
Sì. Credo che non poteva esserci un video più bello per diciamo chiudere questa no. Dice il video più bello per chiudere appunto anche questa, diciamo, questo momento evocativo, diciamo anche del Made in Italy di questa settimana, grazie a Venix Promex, a Silvia Michelin. E volevo solo fare un'aggiunta che all'interno di questa settimana del Made in Italy, quindi della promozione, stanno partecipando anche gli ITS, che sono gli istituti più vicini appunto tra le imprese, tra il mondo della scuola e le imprese. E a questo proposito volevo anche ricordare che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha un bando aperto per quanto riguarda le imprese e gli studenti, proprio per agevolare questo momento, diciamo, di avvicinamento e di collegamento tra il mondo della formazione e il mondo dell'impresa. Io ringrazio. Sì, se ci sono domande, noi vi trasmettiamo tutti i dati per quanto riguarda i dati, diciamo, statistici che sono stati illustrati e quindi anche gli approfondimenti con le tabelle. Se non ci sono domande, visto che abbiamo visto scorrere anche fiumi di prosecco, magari è l'ora dell'aperitivo, io vi ringrazio per la presenza. Prego. Perché ci sono le persone collegate, anzi fra l'altro con le quali mi scuso perché l'audio non ha funzionato, sì, per il video, per quanto riguarda il video, ma sarà ricaricato in modo tale che possa essere. Grazie. Avrei Prego. soltanto una piccola curiosità. Prima il dottor Fagin parlava del fatto che per quanto riguarda le importazioni e soprattutto dell'abbigliamento dal Bangladesh e dalla Cina c'è stato un crollo delle importazioni. Ero curiosa di capire il motivo. Allora, diciamo che il motivo reale piacerebbe saperlo anche noi, perché non è che siano state compensate da importazioni da altri paesi. C'è stato proprio un calo nei valori di comparto abbigliamento delle importazioni notevole. Cioè, si possono fare solo alcune intuizioni, alcune piccole deduzioni. Potrebbe essere una riduzione nei consumi, cioè viene acquistato meno abbigliamento o ne viene acquistato meno di qualità magari migliore, spendendo magari un po' di più, ma acquistandone meno in quantità, quindi prediligendo magari prodotti di fabbricazione europea o auspicabile prodotti di fabbricazione nostrana, cioè di made in Italy. Quindi secondo me è collegato un po' alla contrazione dei consumi, a maggior ragione che appunto non c'è stato una compensazione da parte di un aumento di flussi da parte di altri paesi. C'è stato un lievimento del Vietnam, ma cioè, assolutamente da non prendere in considerazione il riferimento alla diminuzione dei flussi da Bangladesh e da Cina, ecco. Sì, una nota, solamente i flussi di importazione della nostra provincia non necessariamente sono quelli poi che vengono consumati nella nostra provincia. Teniamo conto che nella nostra provincia c'è OVS, Coin, ci sono delle aziende belle grosse che se cambiano, che fanno i numeri e quindi potrebbero aver cambiato strategie proprio di approvvigionamento, ecco, quindi su questo indagheremo, però ovviamente i dati sono sempre più difficili da rilevare, ecco, rispetto alle bollette doganali dell'Istat, che sono ufficiali e rese pubbliche a tutti. Grazie, allora possiamo concludere, grazie mille e alla prossima. Grazie anche a voi per l'invito. Grazie.